Quarta e ultima batteria in corso, corsia 4, miglior tempo di iscrizione, Vittorio Grotto, Zeoslab Montebelluna, ha vinto 3 medaglie d'argento ai campionati italiani di Roma di categoria in vasca lunga nei 400, 800 e 1500, sempre stata medagliata comunque fin dal primo anno di categoria ragazze, davvero più volte sul podio giovanile, tante partecipazioni anche ai campionati assoluti. Più giovane Elena Pravato al suo fianco in corsia 5 classe 02, anche lei medagliata ai Criteria nei 4 stile in vasca corta. Fa il suo esordio anche in corsia 3 per l'Hydros Barbara Pozzobon, specialista proprio delle lunghissime distanze dello stile libero del fondo in acque libere, già nazionale assoluta in occasione degli Europei 2016, ha preso parte a più tappe di Coppa LEN, nonché a gare di gran fondo su distanze superiori anche ai 50 km. Insomma, specialista proprio delle lunghissime gare da Pozzobon, che più volte anche è stata medagliata in campo nazionale agli assoluti, proprio nella prova più lunga che viene nuotata ai mondiali europei, ovvero da 25 km. Siamo ai 200 metri, o comunque gli atleti si stanno avvicinando a quella virata, insieme Grotto e Pravato, divise da 25 centesimi. Prossima gara è la gara dei 400 stile libero maschili, 4 batterie in programma. Per la prima schierati in corsia 2 Riccardo Bon, alla 3 Lorenzo Mucciarelli, alla 4 Andrea Carli, in 5 Isacco Danieli, corsia 6 Pietro Cappellari. Vittoria Grotto ieri ha vinto i 200 misti ed è stata seconda nei 200 stile libero. Stacca Elena Pravato in questa seconda fase di gara. Tempo di riferimento per la vetta di Giulia Grasso 4:22,67, mentre per l'ingresso in finale potrebbe essere quello che al momento è il quarto di Martina Rombaldoni, ha nuotato 4:24,54. Quindi Grotto in 4, Pravato alla 5, Barbara Pozzobon stabile in corsia 3 in terza posizione. Vittoria Grotto quest'anno in Coppa Brema a Verona ha nuotato 4:13,46, chiude qui le batterie nuotando al miglior tempo assoluto 4:18,99. Elena Pravato 4:21,91, Barbara Pozzobon 4:24,43.